Cosa rappresenta per te il Vesuvio? Credo che rappresenti sicuramente la parte totemica di questa città. Per me il Vesuvio in questo momento, soprattutto con questa nota, diciamo, sfortunata di Marcello, rappresenta veramente qualcosa di sacro. Non l'avevo mai visto così in tutta la mia crescita. Anzi, forse chi cresce a Napoli inizialmente quelle due curve, no? Le vede anche un po' troppo strette perché sembra che ogni persona è destinata a restare soltanto in quel tracciato. Invece quel tracciato rappresenta forse, sembra scontato, ma anche il margine di un labbro superiore che si può aprire e ti può raccontare veramente di tutto. Quindi forse è semplicemente una voce più intima che va ascoltata in qualche modo.